ritrovati Luca, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto. Torna la voce del Friuli, sempre a chiusura della nostra pagina informativa. Questi step all'interno di Video Regione 1 per raccontare quello che accade in Friuli, Venezia, Giulia e non solo. È venuta a trovarci Lauretta Juretic, dunque parliamo di Latisana. La volta scorsa con lei abbiamo parlato dell'ospedale, questa volta invece ci spostiamo per quanto riguarda la situazione del fiume Tagliamento. L'ultima ondata di piena insomma ha messo alla luce come la situazione sia tutt'altro che tranquilla, no? Bene, direttore, proprio così, la situazione non è per niente tranquilla, tanto è vero che noi dell'opposizione, Forza Italia, Lega e una lista civica abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario con la presenza di tutti i sindaci dei comuni limitrofi, i consiglieri regionali e gli assessori regionali di competenza per conoscere da vicino e meglio i numeri dell'emergenza maltempo e per affrontare ancora una volta il tema della sicurezza del tagliamento, che giustamente, come ha detto lei, nell'ultima occasione per poco non è uscito, non è esondato, facendo vedere così ancora una volta che tutti i lavori che sono stati fatti nell'arco dei 52 anni non sono ancora sufficienti per evitare nuove esondazioni. Qui è inutile, abbiamo un grande problema. Noi ci batteremo proprio con determinazione non contro qualcuno, ma per la realizzazione di un'opera di laminazione a monte, che è l'unica cosa che pone al sicuro le popolazioni non soltanto della bassa friulana, ma di tutto il corso del tagliamento. Però gli ambientalisti, e non solo, dicono giù le mani dal tagliamento, perché attenzione, creare inutili ecomostri alla fine potrebbe essere vantaggioso da una parte perché per un periodo si limita, ma potrebbe cadere negativamente sulla zona in cui questo ecomostro diciamo così, verrebbe costruito per quanto riguarda quel territorio lì, insomma. Ecco, non si parla però di ecomostro. Non si parla né di dighe né di casse di espansione, ma come la Commissione 4 ha ben fatto e ben proposto, si parla di un ponte mobile, di una traversa mobile che viene abbassata al momento, perché stiamo vedendo Venezia al momento allora guardiamo bene che noi qui in abbiamo regione l'esperienza a pochi passi, ma il Mose a me dispiace che il Mose non sia messo ancora in funzione, quindi non funziona, i soldi sopra, ecco, non funziona il Mose, l'acqua è già passata, ma il Mose sarà funzionante quando sarà terminato, ma adesso a parte il Mose dove ci sono altre cose subentrate, comunque, diciamo paratie mobili, ecco, o comunque non è impattante questa traversa, non altera l'habitat naturale, non altera i microclimi come qualcuno addirittura ha detto, preoccupandosi per il prosciutto di San Daniele, non è pericoloso, si vengono fuori. A parte gli scherzi, il prosciutto di San Daniele non si fa sul tagliamento, che sappia io, non è che nasce nel tagliamento, ma qualcuno addirittura ha ipotizzato una variazione di microclima per cui non si può mantenere e non si può garantire la qualità con i nostri prosciutti, ne sento di tutti i colori. Allora, a ogni qualvolta noi reclamiamo questo sbarramento, questo manufatto, che poi ci sono le competenze in regione, ci sono anche c'è anche una tecnologia, insomma, per essere chiari, l'unica alternativa molto elevata che permetta, l'unica alternativa valida per poter bloccare e soprattutto impedire che il tagliamento esondi a valle è quella di costruire queste paratie mobili all'origine. Dove sarebbe il punto? A Pinzano, hanno detto a Pinzano. Allora, i tecnici che non sono gli ultimi della classe nella nostra regione, e poi c'è una tecnologia molto elevata e quindi diamo fiducia a questi tecnici. Un'altra cosa è che
Invece ogni volta che noi reclamiamo questo ci sono i sindaci delle comunità montane che minacciano nuove occupazioni, nuove manifestazioni e mobilitazioni. Allora io dico, cerchiamo di adoperare il buonsenso. Non si tratta di un braccio di ferro, si tratta di mettere a riparo, in sicurezza tutto il corso del tagliamento e tutte le popolazioni, se noi abbiamo fiducia nella tecnologia e nelle nostre competenze ingegneristiche. So anche che fra pochi giorni a Palmanova ci sarà un altro tavolo tecnico, con un altro in 52 anni, non so quanti ancora. Ne hanno fatto tanto di quei tavoli, sì. Che a Manzano tutte le fabbriche messe assieme, guardi, ha ragione, tavoli come, sì. Che hanno fatto ma come siamo in Italia, facciamo tavoli, incontri, il problema rimane lì da 52 anni. Questa volta però l'elemento di novità, possiamo dire così, è la presenza del dottor Borelli, del comandante, possiamo dire, della Protezione Civile Nazionale, che è una persona a modo, mi ha fatto un'impressione positiva. Allora, se anche questa volta la Regione non riesce a prendere posizione, allora, e lo Stato neppure, io dico a questo punto si nomini un commissario ad acta, che è un commissario ad acta che proceda immediatamente e inizi quei lavori che pongano fine, indipendentemente da quello che decidono gli altri comuni, cioè sì, esatto, non importa, cioè, esatto, perché c'è già se il comune, non so, di Pinzano o di Ragogna dice no, arriva il commissario, si fa subito perché è già inserito nel piano stralcio, è già inserito. Ma mi permetta, una roba del genere, in quanto si costruisce? Ma si costruirà in 1 anno, 2 anni, insomma, l'importante è iniziare questi lavori, perché noi siamo sempre in pericolo, e il pericolo, sa cosa vuol dire? Bisogna mettere fine a questa telenovela infinita della prevenzione, perché una volta esondato il tagliamento farà danni enormi. Adesso un manufatto costa qualche milione di euro, se esce, come succederà se non siamo così intelligenti, ci saranno miliardi di danni. Però mi permetta, Iuretti, noi sì. Siamo una regione speciale, no? Statuto speciale. Lei mi dice, nominiamo un commissario, facciamo subito i lavori. Mi pare che mi scuso che telespettatori, sì. Ripeto, sì. Rewind, ogni tanto anch'io ho il nastro, ogni tanto che va, c'è la testina sporca. Rewind, allora, dicevo, per costruire quello che lei dice, sì. 2 anni, io metterei 4 anni, per un semplice motivo, andiamo a 5 solo per decidere il progetto, arriviamo a 6 forse per vedere la posa della prima pietra, cominciano giustamente le contestazioni da parte dei sindaci del territorio, che lei dirà, ah, ma c'è il commissario ad acta, sì, ma io le ricordo che non siamo ai tempi del fascio, ma siamo ai tempi di una repubblica. Dunque, io posso andare in tribunale, faccio ricorso, automaticamente scattano i ricorsi contro ricorsi, valutazioni, impatti ambientali, eccetera. Forse fra 15 anni, quello che lei dice, ripeto, forse fra 15 anni vedremo la posa della prima pietra. E intanto di piene nel tagliamento ce ne saranno passate. Ma nel contesto la domanda che nasce da semplice cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice, è: bisogna giocoforza solo fare le laminazioni, oppure c'è un sistema anche di prevenzione sia a monte, sia in centro e sia a valle? Allora, noi dobbiamo avere fiducia su queste commissioni di tecnici che si sono avvicendate per ben 52 anni, e questa traversa che è stata ipotizzata dalla 4ª commissione basta tirarla fuori dal cassetto e realizzarla, perché è un manufatto che è stato ultimamente, se non va bene si faranno delle modifiche, ma non è che bisogna incominciare da zero, non si deve incominciare da zero, e quindi i tempi non possono essere così biblici, perché altrimenti, ma siamo in Italia, io metto le mani avanti, esatto, ma siccome le commissioni ci sono già state, siccome i lavori e le proposte ci sono già state, mi permetta, esatto, con tutti questi tavoli che ci sono già stati, ecco, facciamo una sintesi. Mi permetta, facciamo una sintesi. Io per il momento ho solo visto tavoli, probabilmente sono arrivati i carui che hanno mangiato i tavoli, però di lavori sul tagliamento
con tutto il rispetto parlando, sì. nada de nada, Ecco, però i tavoli si sono fatti e i soldi si sono mangiati. Ma noi 38 qualcuno milioni... in tasca qualcosa ha messo. Ma guardi, non vogliamo pensare sì, male, non vogliamo pensare, ma va realtà. bene, però noi nella bassa abbiamo speso 30 milioni di euro e abbiamo fatto tanti lavori, quello del rafforzamento degli argini, l'innalzamento del ponte, la pulizia dell'alveo, ne abbiamo fatti tanti. Nella bassa friulana è stato fatto tutto quello che dovevamo fare, basta solo rafforzare qualche tratto d'argine in qualche punto, ma per il resto è stato fatto. I lavori però, continuo a dire, devono essere fatti a monte. E poi sa cosa anche, che scopro? Che questi sindaci delle comunità montane protestano perché non si è mai cercato di conoscere che cosa questi tecnici delle commissioni hanno fatto, hanno disegnato. Io non ho mai visto incontri dove fossero proiettati questi ponti e fossero, come si dice, illustrati alla cittadinanza e quindi la mobilitazione nasce anche da una paura e da una scarsa conoscenza. Magari io le consiglierei di fare un viaggetto. Guardi, lei sa che io non sono il giornalista classico che le spara tanto per sparare, no? Nel senso, a sto qua gli accendo la telecamera, spara 2 o 3 robe, arrivederci, poi sta tutto il giorno in ufficio. No, io prendo anche la macchina e faccio il giro. Quando c'è stato l'alluvione su Incarnia, che c'è stato il problema del maltempo eccetera, mi sono sporcato bene o male, però sono andato a vedermi il territorio, perché voglio conoscere quello che accade sul territorio. Poi con questo comincio poi a operare per quanto riguarda il mio lavoro di giornalista. Però ripeto, secondo me è facile dire, ma anche in bisogna capire, io ripeto, non sono un esperto in materia e non mi reputo di dare insegnamento a nessuno perché non è il mio mestiere. Io ho fatto altro e non ho fatto questo, però ho il brutto vizio di andare a conoscere il territorio, capire il perché certe cose si fanno e certe cose non si fanno. Lei, ripeto, lei dice che in 2 anni, se si dà in mano un commissario specializzato, le cose si fanno. In 2 anni non si fa nulla, perché forse in 2 anni non solo si faranno i tavoli, ma anche le sedie per sedersi e discutere. Poi fra 15 anni ne discutiamo. Allora il discorso è questo, punto, e poi chiudiamo. C'è, oltre a questo discorso di queste benedette paratie mobili, chiamatele come volete voi, o ponte Bailey o qualcos'altro, insomma, c'è la possibilità forse di capire per poter prevenire un domani, perché l'acqua quando parte e non si ferma, non viene a suonare il campanello. La domanda è, c'è la possibilità secondo lei, e poi chiudiamo, di studiare un sistema in cui tutti siano contenti di quello che si fa? Guardi, continuo a dire... Per il bene pubblico? Ma infatti anch'io voglio la sicurezza, nessuno vuole una diga o una casa d'espansione impattante per l'ambiente o pericolosa per le popolazioni. Al contrario, noi vogliamo mettere in sicurezza e senza opere devastanti e impattanti tutto il corso del tagliamento, ma dobbiamo incominciare a ragionare a monte, perché nella bassa i ragionamenti e anche le opere di fortificazione sono già state fatte. Allora io chiedo a questi signori della protesta di conoscere a fondo, di verificare che cosa i tecnici hanno suggerito in proposito. Non sono opere impattanti e non sono pericolose neppure per le popolazioni e per il microclima e per l'habitat naturale dei comuni montani. Quindi ragioniamoci e mettiamoci d'accordo. Bene, sentiremo anche la voce di chi sta in montagna per capire esattamente se quello che dice lei è corretto, oppure giustamente loro diranno la loro, come vige in una regola di uno Stato civile, libero e democratico. Io ringrazio l'ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. La Voce del Friuli torna come sempre, stessa rete, stessa ora. Mandi e alla prossima.